Mio figlio è su tutti i giornali come uno stupratore seriale insieme a altre 3 ragazzi. Io voglio chiedere veramente, voglio una spiegazione perché un gruppo di stupratori seriali, compreso mio figlio dentro, non sono stati arrestati. Perché non li avete arrestati? La legge dice che gli stupratori vengono presi e vengono messi in galera, interrogati in galera o ai domiciliari. Sono lasciati liberi per 2 anni. Perché? Perché non l'avete arrestati subito? Ce l'avrei portati io in galera, a calci nel culo. Perché? Perché vi siete resi conto che non è vero niente che c'è stato lo stupro, non c'è già niente. Perché una persona che viene stuprata la mattina, al pomeriggio va in kitesurf e dopo 8 giorni fa la denuncia, vi è sembrato strano. Bene, vi è sembrato strano. È strano. E poi non c'è un avvocato che parla o sono io il padre che parla e difendo mio figlio. C'è il video! C'è un video! C'è tutto il video! Passaggio per passaggio! E si vede che c'è la consenzialità! Si vede che c'è il gruppo che ride! Che sono ragazzi di 19 anni! Che si stanno divertendo! Che sono in mutande! Che sono in mutande e saltellano col pisello così perché sono 4 coglioni, non 4 stupratori! E io sono stufo che sono 2 anni! E se dovete arrestare mio figlio perché non ha fatto niente, allora arrestate anche me perché ci vado io in galera! Il video di Beppe Grillo è scandaloso. Non sta a me dire chi ha torto o chi ha ragione, per quello ci sono i magistrati. Ma che Beppe Grillo usi il suo potere mediatico e politico per assolvere il figlio è vergognoso. Le sue parole sono piene di maschilismo. Quando dice che la ragazza che ha denunciato il figlio per stupro è sostanzialmente una bugiarda perché ci ha messo 8 giorni a denunciare, fa un torto a tutte le donne vittime di violenza. Perché forse Beppe Grillo non sa il dolore che passa attraverso quelle donne, che spesso impiegano non giorni ma settimane per trovare il coraggio di denunciare, superare anche magari la vergogna, l'angoscia. E quando Beppe Grillo ci spiega che suo figlio è chiaramente innocente perché non è né in carcere né agli arresti domiciliari, dice semplicemente una falsità da un punto di vista giuridico, che non sta né in cielo né in terra. E anche quando ci spiega che sono solo dei coglioni, cito Grillo, 4 ragazzi che stanno scherzando, deresponsabilizza degli adulti maggiorenni. E lo fa semplicemente perché lui è famoso e può fare l'avvocato del proprio figlio. Allora, a me piacerebbe che dentro il Movimento 5 Stelle qualcuno, magari qualche donna, prendesse le distanze da Beppe Grillo. E non perché io debba condannare il figlio di Beppe Grillo, non sta a me farlo. Io sono garantista con tutti, anche verso di lui. Per me vale la presunzione di innocenza anche per il figlio di Beppe Grillo. Però di cosa si lamenta oggi Beppe Grillo? Di un clima schifoso? Di un attacco verso la sua famiglia? Ma vi ricordate cosa ha fatto a me, a mio padre, alla mia di famiglia? Mio padre è stato accusato di ben altri reati, certo non di stupro, e dopo indagini di anni non ha nemmeno una sentenza di condanna, archiviato. Eppure quanto odio, quanta volgarità, quanta violenza verbale in quegli anni hanno accompagnato la mia famiglia, spesso ispirati da Beppe Grillo e dal Movimento 5 Stelle. Eppure noi abbiamo aspettato che parlassero i giudici, abbiamo aspettato che la giustizia facesse il proprio corso, a differenza di Beppe Grillo. E allora oggi Beppe Grillo ci spiega che ci sono 2 pesi e 2 misure. Ci sono le regole e la morale che si applicano a lui e alla sua famiglia, quelle che valgono per la mia di famiglia e quella di tutti gli altri, attaccati ingiustamente negli anni dal Movimento 5 Stelle. Caro Beppe Grillo, ti devi semplicemente vergognare.